Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a Sabavrisca. Tanto vi ringrazio per la presenza, anche vista la giornata difficile. Allora, Sabavrisca è una realtà che opera sul territorio di Dorgali ormai già da 14 anni. Il Parco Museo è nato per passione, come molti di voi sapranno, una passione che è nata da mio padre, una struttura che è stata creata a partire da più di 40 anni fa con la ristrutturazione di un vecchio nucleo abitativo, di una vecchia azienda agricola, che è stata portata avanti parallelamente anche alla valorizzazione di un percorso botanico favorito anche dall'abbondanza di acqua in questa vallata. Siamo cresciuti tanto sia come proposta culturale sia come persone. In questi anni, in questi 14 anni ci siamo formati, siamo cambiati e nel 2012 abbiamo colto l'occasione, anche grazie al sostegno di Confcooperative, per creare una cooperativa che andasse, diciamo, a incanalare quella che era una visione condivisa per noi, ovvero andasse a incanalare gli sforzi verso la creazione di un itinerario naturalistico ed etnografico che potesse primeggiare con le realtà non solo regionali ma anche nazionali. In questo senso noi siamo un unicum sul territorio regionale, non solo per il tipo di proposta culturale ma anche per il tipo di gestione. Parliamo di una struttura completamente privata che si autofinanzia, una struttura la quale gestione appunto è affidata al soggetto cooperativa. L'idea della giornata di oggi nasce anche dal fatto che quest'anno, dopo anni di lavoro, un lavoro che, come si dice in dorgalese, è stato portato avanti a iscutta, cioè passo per passo, un po' come è nato comunque tutto questo itinerario. Abbiamo aperto a marzo al pubblico un nuovo spazio espositivo che ci ha consentito un riallestimento della nostra collezione e ci ha consentito soprattutto di andare ad esporre una serie di oggetti, di reperti donati dalle famiglie dorgalesi. In questo negli ultimi anni ci siamo accorti che la comunità ha sentito sempre più come suo il lavoro portato avanti da un soggetto privato, in questo caso da una cooperativa, e siamo qui a celebrare soprattutto questo aspetto della nostra iniziativa. È una cosa che tocca il cuore, perché comunque vedere famiglie di Dorgali che portano un pezzo della loro storia qui per farlo preservare a un soggetto che comunque rimane privato è una cosa che ci rende tanto orgogliosi di appartenere a una comunità così sensibile come quella di Dorgali. E io credo che questa sensibilità sia nata anche dal fatto che a Dorgali ci sia sempre stato uno spirito cooperativistico, ci sia sempre stata voglia di collaborare. L'individualismo esiste anche a Dorgali, esiste in Sardegna, lo conosciamo tutti, ma sicuramente la forma della cooperativa è quella che ha consentito a Dorgali di crescere sia economicamente sia dal punto di vista sociale. Intanto ringrazio anche per la giornata prima di tutto Francesco Sanna, tutti quelli che hanno voluto collaborare alla buona riuscita di questo evento. Il tempo sembra che reggerà e sarà clemente, speriamo, almeno per qualche ora. Vi auguro buon divertimento e speriamo di far venire fuori qualcosa anche per crescere tutti insieme, non solo come comunità, perché alla fine non ci stiamo chiudendo come discorso solo su Dorgali. La nostra è una realtà che collabora con altre strutture del territorio, cito ad esempio la struttura del distretto culturale con la quale stiamo crescendo insieme ad altre realtà del territorio. Noi siamo sempre stati abbiamo sempre puntato a fare rete non solo con le strutture del comune di Dorgali o del territorio di Dorgali, ma un po' con tutti, nell'ottica di uno sviluppo comune. E adesso anche un aspetto che stavo tralasciando è il fatto che il museo è chiamato sempre più a rappresentare il territorio, quindi questo è un luogo dove si racconta il territorio e in questo senso si va a raccontare anche i prodotti del territorio e quello che il territorio produce e offre. Noi in questi ultimi 2 anni stiamo portando avanti un progetto intitolato Gli antichi saperi quale elemento identitario e occasione di sviluppo, con il quale andiamo a coinvolgere aziende del territorio oppure professionisti che vengono qui da noi a lavorare, a esporre i loro prodotti, a proporli e
e a venderli, perché no? Perché poi quello che conta è anche il reddito, è anche avere una ricaduta da un punto di vista economico e non solo sociale. Allora, io darei la parola a Marietta Francello, il sindaco di Torgali, che ci conosce molto bene, e buon proseguimento. Buongiorno a tutti, io ringrazio per l'invito tutta la famiglia Secci, che sono miei vicini di casa, sono persone che conosco benissimo, quindi devo dire che io di solito quando parlo in pubblico un po' non sono una a cui piace moltissimo parlare in pubblico, ma qua sono praticamente a casa e quindi mi tocca. Ringrazio Conf Cooperative ovviamente, che ha organizzato questa giornata insieme al Parco Museo. Stamattina stavo rileggendo un po' il documento che mi ha mandato Gianluca su questa giornata e ho ragionato un pochino sulla data. Conf Cooperative compie 70 anni all'età di mio padre e Conf Cooperative nasce praticamente pochissimo tempo dopo la fine della guerra. E credo che questo sia più o meno anche il periodo in cui moltissime cooperative di Dorgali siano nate, in quel periodo. Dorgali, quando uno ci cresce, lo conosce così, lo conosce come un paese di cooperative ed è così e basta. Poi quando uno inizia a confrontarsi con l'esterno, scopre che questa non è una cosa così scontata, scopre che in molti paesi non è così, e scopre anche che siamo visti come esempio. Ovviamente da dentro uno non se ne accorge finché non si confronta con l'esterno, e devo dire che poi uno inizia anche ad esserne orgoglioso di questa cosa. Quindi dalla difficoltà magari della guerra eccetera eccetera, Dorgali ne esce fuori con questo spirito cooperativo, con lo spirito di mettersi insieme per costruire qualcosa insieme. È vero quello che diceva Gianluca, l'individualismo esiste, ma questo individualismo esiste anche dentro la cooperativa. Non è che dentro la cooperativa i singoli soggetti spariscono, esistono con le loro differenze, con le loro peculiarità, ma ognuno mette qualcosa per costruire qualcosa tutti insieme, che è la cosa più bella che veramente può capitare a un territorio. Nel nostro territorio amplificato, perché anche le cooperative si mettono insieme a un secondo livello per costruire qualcosa tutti insieme. Ora, io credo che da sindaco non si può sperare di meglio in un paese che non vedere tante persone che tutte insieme lavorano per uno sviluppo territoriale, per uno sviluppo che poi fa bene anche a tutti gli altri, perché anche a chi non fa parte del mondo della cooperativa fa bene che ci sia tutto questo spirito cooperativo. E quindi alla fine un modello che è nato dal mondo agricolo e poi si è sviluppato in tantissimi settori, nel settore sociale, nel settore turistico, e ha contaminato in qualche modo tutta l'economia dorgalese, che oggi è impregnata di questo spirito e che speriamo che non manchi mai. Sul Parco Museo dico due cose proprio, perché poi penso che se ne parlerà tanto. Non so se tutti avete avuto modo già di fare la visita, io oggi l'ho rifatta dopo un po' di tempo. Ho visto la parte nuova che non avevo ancora avuto modo di vedere, insomma, perché ho di sentire la visita. Lo dicevo prima, io qui sono un po' a casa, sono i miei vicini di casa, ci sono stata, li conosco da tempo, Portolù e Laura sono amici dei miei genitori, quindi sì, sono, come dire, un po' a casa. È molto bello quello che è successo. La cosa che diceva prima Gianluca, il fatto che un soggetto privato riesca non solo a nascere, a crescere, ma poi a diventare davvero patrimonio di una collettività, perché il fatto che altre persone vengano qui a portare le loro cose, ad affidarle a loro, forse voi trovate il modo di valorizzarle, io non so cosa farmene, è veramente una cosa importante. Non credo, ne parlavo prima con Francesco, io non conosco altri esempi, neanche lui mi diceva, di musei privati in Sardegna che abbiano queste caratteristiche, che diventino veramente patrimonio di un paese. Hanno avuto una capacità straordinaria in questo senso di fare rete e di diventare un soggetto privato, sì, ci mancherebbe, ma che fa veramente rete con tutto il paese, che è patrimonio della collettività. Quindi in questo veramente un plauso enorme alla capacità prima di Portolù di Laura e poi
anche sono riusciti a coinvolgere benissimo i loro figli che non sempre seguono le orme dei genitori. In questo caso sono riusciti ad appassionarli, sono bravissimi, Gianluca lo sa, ho una grandissima stima per tutti loro, ed è veramente uno schiaffo a tutte quelle persone che dicono che di cultura non si vive, e invece di cultura si può anche vivere quando è fatta bene e quando è fatta rappresentando veramente la cultura di un territorio e di una comunità. Buona giornata a tutti. Passerei la parola per i saluti al dottor Renato Serra, direttore dell'assessorato alla cultura. Sì, buongiorno a tutti e un saluto innanzitutto da parte dell'assessore Biancareddu, che non è potuto essere qui presente per un altro impegno. L'assessorato, come penso tutti sappiate, è un assessorato che si occupa di pubblica istruzione, di beni culturali, di spettacolo, di sport, di cinema e di lingua sarda. Tante sono le competenze e tanto il lavoro da fare. Il momento nel quale noi ci troviamo è un momento di grande fermento, nel senso che da un lato c'è la chiusura del POR 2014-2020, dall'altro c'è l'avvio della nuova programmazione europea, il nuovo periodo di programmazione che parte dal 2021. L'assessorato quindi è coinvolto in tutte queste attività. Abbiamo una riflessione sull'ipotesi di una fondazione che riguarda i beni culturali, le procedure di riconoscimento dei musei, gli scavi archeologici che sono stati finanziati negli ultimi anni, il sostegno alle attività culturali. Sono stati fatti negli ultimi anni dei bandi finanziati dal POR denominati Culture Lab, per finanziare appunto le imprese che operano nel mondo culturale, che volevano investire sulla cultura. Ancora l'assessorato è occupato nella gestione dei siti museali, nel progetto di Monteprama e tante altre cose, per cui diciamo che in questi anni, insieme all'assessore, in questi mesi meglio, dobbiamo costruire le basi per uno sviluppo ulteriore della cultura. Concordo con la chiusura del sindaco, che di cultura si può vivere, e noi come regione siamo chiamati a dare impulso e a dare sostegno alle imprese che operano nel territorio. Buon lavoro. Passo la parola a Francesco Sanna, presidente di Confcooperative Nuoro Ogliastri. Grazie, buongiorno. Allora, io prima di dire due cose su questa giornata volevo ringraziare Dorgali, perché ieri sono stato qua a Dorgali. L'accoglienza, sapevo di una comunità accogliente, di una comunità che ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di farsi vedere, ha voglia di mettersi in relazione con gli altri. Questa è la cosa che mi piace più di questo paese, e sono molto contento di questa giornata perché ancora prima di iniziare questo appuntamento noi come Confcooperativa abbiamo vissuto una bella esperienza nell'organizzare questa giornata, perché organizzare una giornata di questo tipo in estate, in mesi anche un po' dove ci sono anche di mezzo le ferie e altre cose, non è semplice, ma la cosa che mi ha coinvolto molto è la passione e la voglia di fare qualcosa insieme. E allora è per quello che noi abbiamo scelto Dorgali per una delle tappe del compleanno di Confcooperative. Confcooperative compie 70 anni e noi abbiamo deciso di festeggiare il compleanno non facendo il classico convegno
chiusi in una sala, in un mega hotel, ma abbiamo deciso di andare nei territori, non solo per incontrare le cooperative, ma abbiamo deciso di incontrare le persone, perché la cooperativa è una comunità che diventa impresa e quindi non potevamo lasciare Dorgali non poteva che essere una tappa fondamentale di questo compleanno. Quindi la comunità che diventa impresa è il nostro modello. Confcooperative sostiene e promuove lo sviluppo delle imprese cooperative, dove al centro ci sono le persone, ci sono le cosiddette comunità operose, che hanno deciso di non chiedere allo Stato le cose, ma di sollecitare lo Stato nel fare le cose, che è un approccio completamente diverso. E allora con Gianluca, un giorno a Nuoro che ci siamo incontrati, abbiamo detto magari festeggiamo il compleanno a Dorgali, visto che c'è anche l'occasione della nuova mostra della cooperativa, e proviamo a mettere in evidenza il modello dorgalese, l'economia di comunità dorgalese, che secondo me deve essere ancora promossa e ancora di più pubblicizzata, ancora di più valorizzata, soprattutto nel rapporto tra le cooperative, e le imprese. Da questo punto di vista Confcooperative ha già iniziato appunto questo percorso. Noi abbiamo iniziato a Silanus a luglio, siamo andati in un piccolo paese dove c'è molta vivacità da un punto di vista economico, siamo andati a Tiana in Barbagia, abbiamo fatto una festa a Nuoro dove abbiamo riproposto i pionieri di Rochdale, che è la prima cooperativa del 1840, abbiamo messo insieme un po' di economia, lavoro, arte, cultura, vogliamo far arrivare il senso e il significato della cooperazione alle persone, vogliamo dare anche un po' di emozione alle persone, perché questo è un lavoro che a me ha sempre emozionato, nel momento in cui non mi emoziona non lo farò più, quindi ho sempre bisogno di trovare il senso dentro di me delle cose che faccio. Concluderemo il nostro compleanno a Tortolì, dove parleremo di microcredito, quindi dove lavoreremo per lo sviluppo delle nuove e piccole imprese cooperative. Due cose di Conf: noi abbiamo 120 imprese, siamo presenti in tutta la provincia di Nuoro, dell'Ogliastra, nel centro Sardegna. Nasce nel 1849, inizialmente Nuoro nasce con Cagliari, poi 10 anni dopo diventa Confcooperative Nuoro-Ogliastra, e questa è stata una storia, diciamo così, importante, perché mentre le altre imprese sono venute nei nostri territori e hanno creato uno sviluppo che poi nel corso degli anni è scivolato via, è andato via, le cooperative non hanno mai delocalizzato. Le cooperative sono quelle che ci hanno messo la faccia, le cooperative sono quelle che quotidianamente incontrano le persone, e le cooperative sono appunto coloro che attraverso il principio della mutualità sortiscono i bisogni delle persone e di tutta la comunità. Allora io credo che noi dobbiamo voler bene a questo modello cooperativo, a questi modelli cooperativi, pensare anche che, come dicevo prima, Dorgali possa essere un esempio da esportare. Io tra l'altro credo che il modello cooperativo si stia andando anche oltre la forma giuridica, immagino sempre più un modo di pensare cooperativo, un modo di essere cooperativo, cioè non si è cooperatori solo se si fa parte di una cooperativa, e da questo punto di vista credo che questo sia un insegnamento culturale. Noi dobbiamo lasciare quello che abbiamo fatto, dobbiamo lasciarlo ai giovani, dobbiamo lasciarlo ad altre generazioni che lo possono custodire e lo possano implementare ancora di più. Grazie. Allora, io sono anche il moderatore di questa giornata. La seconda parte è dedicata appunto all'economia di comunità, come dicevo prima. Io chiamerei subito, ti ho già citato, ti do del tu, il presidente della cooperativa, colui che ha ideato questa cosa e che oggi dà grande lustro alla città di Dorgali. Prego. Portolo Secci. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa rassegna che ad occhio mi sembra che sia abbastanza partecipata. Ringrazio tutti quanti, gente che è venuta da Cagliari e da tutte le altre parti della Sardegna. Non so cosa volete da me, siete stati così bravi voi già dall'inizio a dire quello che dovevate dire, quindi non so cosa devo aggiungere. Devi raccontare qualche aneddoto
Allora, Sababrisca intanto tengo a dirlo, non era famosa, non è famosa adesso, ma era già famosa da vecchi tempi, da quando forse si facevano delle belle improvvisate, delle belle abbuffate con gli amici, eccetera, eccetera. Sababrisca è nata proprio da quel momento in poi. A un certo punto tutti gli amici mi dicevano: dai Portolu, dov'è che dobbiamo fare il nostro spuntino? Lo facciamo a Littu. Perché a Littu? Perché Littu è una bellissima vallata. I toscani dicono sempre che è la loro terra la più bella, però ritengo che di terra ce n'è di terra e altre vallate più belle della Toscana. Quindi tutto quello mi ha un po' stimolato ad andare avanti. Quindi quando si facevano gli spuntini mi dicevano: dai, vediamo cosa hai fatto di nuovo, eccetera, eccetera. E quindi si andava avanti un po' per volta e si costruiva a tasselli, a sequenze Sababrisca. Finché un bel giorno mi sono stancato e ho detto: vabbè, si fa sempre qua lo spuntino, benissimo, lo facciamo. Però ognuno di voi, chiunque sia che venga a Sababrisca, deve portare qualche oggetto, qualsiasi oggetto, purché sia vecchio. La cosa più curiosa, un giorno parlandone con l'ingegnere capo del Genio Civile, Nanni Chierroni, mi fa: Portolu, io non ho niente, cosa ti porto? Mia bisnonna, ho ancora mia bisnonna viva. E quindi Sababrisca è nata così. Cosa volete che vi dica? Un po' per volta mi sono trovato con delle cose molto importanti e tante donazioni, soprattutto in questi ultimi anni, e qui presenti ce ne sono diverse persone che hanno creduto in questa struttura. Sababrisca non è fatta solo da Portolu, ma è fatta dalla cittadinanza, da chi ci vuole bene, da chi soprattutto ci crede nella cultura. A proposito di cultura, c'è una cosa che tutti quanti non sopporto, questi luminari, questi personaggi, non voglio essere scortese a citare i nomi, quando mi si viene a dire nei convegni che di cultura non si mangia, altro che se si mangia, se è fatta bene la cultura. Noi facciamo cultura, siamo legati al territorio, collaboriamo con le cooperative di Dorgali e col caseificio, degustazioni di prodotti tipici, con la cantina sociale di Dorgali e con tante strutture. La cosa più bella è che quando appunto stavo dicendo che non si mangia di cultura, sono quei carrozzoni che sono tenuti dallo Stato, perché altrimenti tu devi dare i soldi a chi fa le cose bene, non a chi storpia. Sono entrato in un museo un giorno con mia moglie, siamo andati a controllare le presenze, 15 presenze in un giorno, 20 operai. Non mi sta bene questo sistema di gestire le cose pubbliche. Allora tu devi dare un incentivo a chi davvero se ne occupa, a chi davvero fa il suo dovere e che crede sia nella cultura e sia su tutte le cose, compresa l'agricoltura. Mi sta bene la cooperativa perché abbiamo tentennato per 2 anni con la mia famiglia cercando di capire come potevamo essere allineati. Ho un giorno incontrato Francesco Sanna, adesso gli do del tu se non ti dispiace, giustamente, ne ho parlato e con lui abbiamo imbastito questo tipo di discorso. Oggi i miei figli sono 2 figli laureati e il terzo diplomato, lavorano in questa struttura, ma soprattutto ci credono e penso che vadano avanti, nonostante qualche volta degli screzi in famiglia, questo si può fare così, questo si può fare così, intanto si va avanti. Sababrisca è sempre sprufrisca, avete capito? Arrivederci. Aspetta, dove stai andando? Aspetta. Allora, io non aggiungo altro perché allora, io a nome di Conf Cooperative Nuoro Gliastra, ma anche di tutta Conf Cooperative Sardegna, consegno questa targa al signor Portolu Secci, ci diamo del tu,
Allora, la targa dice questo: dietro ogni impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa, e quindi questo è un omaggio che ti vogliamo dare, perché secondo noi sei stato un uomo coraggioso e abbiamo bisogno di testimonianze come la tua. Certo, ha ragione Francesco Sanna, ci vuole davvero coraggio ad investire, perché io ho preso i soldi della mia impresa perché ci credevo sin da bambino, era un sogno che avevo già da bambino, da quando andavo nelle lunghe serate a fargli compagnia a mia nonna. Mia nonna era una, adesso cercherò di portarla in carreggiata la questione, andava a fargli compagnia a mia nonna era una tipa intanto acculturata per gli anni, ma soprattutto saggia, non ti dava una lira se non gli facevi qualcosa. Una è questa. E quali erano le cose che mi faceva fare? C'era una cassa antica, mi diceva: dai, passagli l'olio di lino a questa cassa, puliscimi questa caffettiera, ma gli dicevo: ma vedi, è vecchia, mettila, parcheggiala. No, dice che questo c'è il sudore, queste sono cose, dice, praticamente c'era il sudore dei miei avi, e a quel punto ecco com'è nata la passione di Sabaurisca. Ha ragione Francesco Sanna quando dice che a un certo punto si vive dalla cultura. Vi ringrazio. Grazie a Francesco Sanna per il riconoscimento e buon lavoro. Bene, io mentre ascoltavo il signor Portolo devo dirvi che dammi il tuo. Ti do del tuo, sì. Il compleanno di Confcooperative me l'ero immaginato proprio così, con molte storie e con molta passione. Siamo in tanti, dov'è Gianluca? Eravamo un po' preoccupati stamattina per il tempo, però devo dire che siamo riusciti a portare un po' di persone. Vi ringrazio per essere venuti. Ci sono persone ovviamente di Dorgari ma ci sono anche persone della provincia di Nuoro, vedo qualcuno anche da Bosa, da Macomer, quindi vi ringrazio, da Cagliari, poi ci saranno anche gli amici di Confcooperative Sardegna. Allora, adesso abbiamo iniziamo così ufficialmente la seconda parte del nostro incontro. Il tema è l'economia di comunità e quindi proviamo a fare un ragionamento generale sull'economia, su questo tipo di economia, perché poi andremo invece a chiacchierare, a fare anche una specie di dibattito con alcune cooperative dorgalesi sul modello appunto di questa città. Io presento una persona che ho presentato tante volte nella mia vita, più o meno, come dire, siamo qua in un posto fantastico, un amico, lui si chiama Johnny Dotti, lui è un imprenditore sociale, pedagogista, docente all'Università Cattolica di Milano. Siccome siamo tra amici, io vorrei essere molto sincero, cioè vivo in una piccola comunità di famiglie da 32 anni, abito in un piccolo paese, 4.500 abitanti, che è una piccola comunità. Ho cercato nella vita di costruire imprese che facessero della comunità la loro casa, e quindi nell'85 la forma cooperativa era quella più vicina a questa idea. Io venivo dal volontariato e quindi questo è stato poi la cooperazione sociale per me. Magari lo è ancora, adesso io ne sono un po' lontano, quindi non sono in grado di giudicare, però per me sostanzialmente la cooperazione sociale era una impresa di comunità, cioè era un gruppo di persone che facevano del loro legame un bene per tutti. Questa è un'impresa di comunità. Poi nella mia esperienza in questa comunità ci stavano anche i più poveri, i feriti, quelli più... perché sono un poverissimo cattolico, quindi per me il povero è sempre colui che mi indica la via del futuro, se il futuro è Dio. Non è uno da assistere, è uno da cui imparare. Per quello io personalmente sto ancora con i disabili, i carcerati, i malati di mente, non perché penso di avere qualcosa da insegnargli, perché loro mi insegnano da che parte andare. Ma il tema è che però in questi 30 anni è molto evidente in un paese come l'Italia. Poi sulla Sardegna mi astengo perché rischierei di dire delle cose banali e quindi sono più interessato ad ascoltarvi, però un pochino l'Italia la frequento. È chiaro che la comunità può essere sottoposta a delle patologie, a dei pericoli.
La mafia è una comunità, è una forma di legame. I tanti corporativismi italiani, in cui quelli tra i 60 e i 70 anni non mollano mai la sedia, sono forme di immunità, cioè sono forme di comunità degenerate. Ne conosco tanti io in Italia, poi vivo anche in Sicilia, quindi conosco bene il film, ma ne conosco anche in salsa sarda, di vario genere e natura, poi cambiano vestito, ma sostanzialmente sono persone che difendono loro stesse, cioè costruiscono una immunità, non danno vita a una comunità. Però vorrei stare su questo punto, perché qua mi sembra, appunto, vale il potere transitivo, qui vedo anche Gavino, altri amici che conosco, cioè perché la comunità può tornare a essere centrale in un mondo in crisi. Ultimamente ho avuto vari incontri con amici cinesi, i cinesi a breve avranno questo problema, perché dopo essersi gonfiati adesso cominceranno a sgonfiarsi e avranno il problema che quando ci si sgonfia ci si guarda in faccia e dice: mo che facciamo adesso? Come è stato per noi, no? Siamo gonfiati dal dopoguerra in qua, e poi da qualche anno sanamente ci stiamo sgonfiando. Io benedico la crisi, meno male che è arrivata la crisi, se no saremmo proprio scoppiati senza accorgersi. Invece ci accorgiamo che qualcosa non andava. Cos'è che non andava? Non andava questa identificazione della persona con l'individuo. Noi negli ultimi 40 anni abbiamo omologato l'essere persone a essere individui. Nella cultura mediterranea, anche nella vostra, la persona non è l'individuo, la persona è un nodo di relazioni molteplici, quantomeno sei pronomi base: io, tu, egli, noi, voi, essi. Johnny Dotti si porta in sé non solo il suo io, che è la parte più triste del Johnny, ma soprattutto il tu, l'essere marito di qualcuno, l'essere il papà di qualcuno, l'essere l'amico di qualcuno, no, l'essere il socio di qualcuno. Quello lì è un tu, non è un'esperienza dell'io, è l'esperienza del tu, che il capitalismo turbo consumista ha completamente nascosto, perché il tema era riempire con il consumo l'ansia di essere un io. L'io è un gran casino, questo ve lo dico anche da psicopedagogista, anzi forse da buddista non esiste neppure l'io, quindi state attenti, perché l'io è roba pericolosissima. Poi c'è l'esperienza dell'egli, no? Che è l'esperienza del ruolo, dell'istituzione. Io sono anche un professore universitario, all'inizio sono il lei dei miei studenti, no? Qui per molti di voi io sono un lei, per il Gavino sono un tu anche consumato, ma per molti di voi è il professor Dotti, sono un lei. Poi c'è il noi, io tra poco sarò un noi interista, soffrirò, non so dove, che aereo sarò, ma soffrirò, c'è il derby. Il noi di Dorgali, no? Quanti riferimenti al noi avete fatto? Sono esperienze personali queste, che non c'entrano nulla con l'io, ma sono personali, identitarie. Poi c'è il voi di Cagliari, voi di Sassari, voi di Sedini, vedi, certo. Ma il noi si dà solo se c'è un voi, se no non c'è, capite? E poi ci sono i loro, quelli del continente, no? Io appartenevo ai loro, fino alle 6:30 quando ho preso l'aereo, ero tra i loro. Adesso sono venuto di qua e sono tra i voi e forse tra i noi. No, voglio solo farvi capire che la questione della comunità è una questione personale. Noi siamo comunità, non stiamo in una comunità, noi siamo comunità. E nell'esperienza della vita noi stiamo e siamo molte comunità. Questo qui lo voglio dire con chiarezza. Non siamo una comunità sola. L'esperienza base della comunità, che è la famiglia, è un'esperienza comunitaria. L'esperienza di essere un cittadino di Dorgali è un'esperienza comunitaria. L'esperienza di sentirsi un sardo, non dovrei dire, è un'esperienza comunitaria. Non sono sovrapponibili queste esperienze. Quando le sovrapponiamo facciamo l'immunità. Questo periodo politicamente va molto di moda questa cosa. No, è un problema però. Quando sovrapponiamo le nostre esperienze plurali di comunità, noi creiamo un'immunità, non una comunità. La comunità è sempre in cammino, è sempre aperta, è sempre rispettosa
e custode della tradizione, ma qui voglio essere chiaro, seconda parola che qua è uscita, tradizione. La tradizione non è onorare le ceneri, o i feticci simbolici. La tradizione è onorare il fuoco che abita quella tradizione e quindi impegnarsi per trasmetterlo alle nuove generazioni. Non si trasmette la forma, si trasmette il contenuto, si trasmette il principio dell'essere una famiglia, dell'essere un dorgalese, dell'essere un sardo. È chiaro o no? Chi conserva le forme è un antiquario, non è uno che rispetta la tradizione. È una professione fare l'antiquario, non c'entra nulla col valore. Noi oggi abbiamo tanti antiquari della tradizione, ma noi non abbiamo bisogno di antiquari della tradizione. Abbiamo bisogno di gente che rigenera la tradizione. Qui è stato spiegato bene, no? Adesso lui lo incarna fisicamente. No, la tradizione è che qui avveniva un certo tipo di legame. Qui, dove eravamo qui oggi siamo qui, no? Così noi siamo assieme. Cos'è la merenda? Come chiamava suo papà che ho ascoltato? Spuntino. Cos'era lo spuntino, no? Era un banchetto tra amici. Era un luogo senza tempo in cui uno accedeva a dei valori che non appartenevano alla quotidianità. Non era né solo lavoro né pura trasgressione, era una forma di socializzazione, no? Era la ricerca del mettere al mondo qualcosa che ha un valore per la vita, no? Lo spuntino del suo papà. Essere oggi rispettosi di quella tradizione, faccio l'esempio semplice ma magari mi capite, non è ripetere lo spuntino, è rigenerare il principio di amicizia che stava in quello spuntino, il principio di rispetto del luogo che stava in quello spuntino, il principio di fiducia che stava in quello spuntino, il principio di amore per la bellezza che stava in quello spuntino. Mi capite? Quante visite fate qua oggi? Oggi ne faremo diverse perché c'è lo scirocco. Ma questo anno? Questo anno quante ne avete fatte? I visitatori siamo poco più dell'anno scorso, sui 26.000. Lo spuntino fatto in 200, oggi è uno spuntino per 26.000. È sempre lo stesso spuntino, capite? C'ha delle forme giuridiche che lo mediano, la cooperativa. Allora la comunità ha bisogno della rigenerazione della tradizione, perché nessuno di noi fa una comunità, ognuno di noi riceve in eredità una comunità. Non ci facciamo da soli, capito? Ognuno di noi c'è un papà e una mamma, Non è che siamo lumache, No, questa idea oggi, esempio, degli start-up, io la trovo folle. Una puttanata, scusate la volgarità, cioè. Gli start-up italiani sono sempre stati tutti figli di genitori, sono sempre stati tutti accompagnati da qualcuno che poi ti autorizzava dalle mie parti. Com'è che nascevano le imprese? L'artigiano, cioè aveva l'operaio imparava dall'artigiano, poi addirittura l'artigiano gli dava qualche soldo per costruirsi la sua azienda. No, questa idea che dal nulla si fanno le cose, no, dal nulla non si fa niente. Noi siamo generati e possiamo generare, e essere generati e generare vuol dire essere comunità, è tutto qui, E oggi questo è un fattore economico, perché invece noi veniamo da una fase in cui ci hanno spiegato per 40 anni che noi siamo individui che dobbiamo adeguarci ad un sistema funzionale e dobbiamo essere competenti per usarlo. Tutto lì, e purtroppo tutta la nostra scuola l'ha montata così, che è un gran problema, ma non entro in questo tema qua. No, noi siamo al mondo per mettere al mondo il mondo, che è un po' diverso, di essere meritevoli, di essere competenti, di avere gli skill, i tools. Due palle, veramente. Cioè. Il nostro problema invece è vocazionale. Cosa state al mondo a fare voi qua? Cosa state qua a fare? Chi siete voi? Cosa fate qua stamattina? Questa è la domanda comunitaria e questa è la domanda dell'impresa moderna, che ha bisogno di virtù, dell'unione tra desiderio e virtù, perché l'impresa non è fare i soldi, è generare energia, è generare valore.
I soldi sono semplicemente energia congelata. Per quello che l'assistenzialismo statale non va bene, basta leggere Don Sturzo 100 anni fa. Perché i soldi senza incontro tra virtù e desiderio sono il diavolo, cioè sono diaballo, separatrici dalla realtà. Ma Stato e finanza sono molto simili da questo punto di vista? No. Ma potrei dire anche Regione Sardegna, per essere chiaro. Ma anche Comune di Dorgali, Il rischio ce l'hanno tutte le istituzioni che occupano un potere, se perdono questo rapporto con la realtà. Allora oggi, in un sistema andato completamente in crisi, ricordo che sulla testa abbiamo 10 volte il PIL del mondo di debiti, Anche voi a Dorgali avete la nuvola, non è che... è che a 12 anni che facciamo finta di niente. Qui siamo nella merda più totale, in tutto il mondo, Giro abbastanza il mondo, io sono strano ma giro, Sto anche in alcune istituzioni finanziarie importanti. Il problema è come faremo? Che eredità lasceremo ai nostri figli? Non che posto di lavoro, che eredità, che patrimonio, che pater, che sogno lasceremo? Qua sono uscite queste parole, sogno. Che spirito lasceremo? L'economia senza spirito non esiste, è una transazione tra ragionieri, se no. L'economia, che è il nomos dell'oikos, cioè l'ordine delle cose, ha bisogno dello spirito. Senza lo spirito non c'è l'economia. Lo spirito cooperativo, che Francesco ha sanamente ricordato, che in Italia è stato incarnato ed è incarnato anche dal sistema giuridico cooperativo, è una possibilità che io spero faccia un po' il protagonista in questa fase. Mentre abbiamo la sharing economy, il valore condiviso, cioè il capitalismo sta mangiando completamente le parole chiave del cooperativismo italiano, È colpa anche nostra, però. Perché sembra che i nomi... L'housing sociale sono questi paesi, La piazza, no, il vicino che mi riguarda, l'housing sociale è quello lì, La condivisione, cos'è la condivisione? È il mutualismo, Che mettendo insieme i nostri bisogni risolviamo non solo il problema mio, il problema tuo, forse anche il problema di un altro. Allora, questo passaggio, che è un passaggio, ho finito Franci, che è un passaggio generativo, richiede, e questo lo dico chiaramente, di smetterla di delegare a terzi la soluzione dei problemi. Lo dico con rispetto di tutti. Partiamo dal piccolo. Come si chiama la cooperativa? Saba Varisca non la risolve il presidente di Saba Varisca. Servono più persone che contribuiscono a generare il valore attraverso questa custodia di questo valore che il 69enne per ora ha consegnato al figlio. Dovete andare oltre la famiglia, per essere chiari. Se rimarrete chiusi nella famiglia siete morti. Non siamo già andati. Ma infatti, ma si capisce che siete sani, guarda i fiori che belli, non sono di plastica. No, sarebbero di plastica che si sarebbe risparmiato per i nipoti, invece il fiore è vero. Ma stessa cosa, il sindaco, non basta Dorgali, mi dispiace. C'è bisogno di cittadini che contribuiscono, uso una parola che hai usato tu, che contribuiscono alla bellezza, al bene, che non aspettano qualcun altro, non aspettano una legge, un finanziamento, una direttiva. Potete avere il presidente della regione più bravo del mondo, ma resta un poveretto, di destra, di sinistra, di centro. Oggi un mondo così incasinato. Se insieme non contribuiamo a uscire da questa fase e non troviamo un altro paradigma di cui la comunità appunto e la cooperazione sono due portati tradizionali che ci devono dire delle cose. Ripeto, non se facciamo gli antiquari di crocifissi, madonne, mi raccomando, questo per la religione vale tantissimo. Rispettare la propria fede vuol dire rigenerarla la propria fede. Chi non perde la propria vita non la trova, infatti bisogna perderla. Bisogna perdere le forme passate per trovare le nuove. Il fuoco si rigenera con nuova legna, non soffiando sulla cenere, la cenere è cenere.
perché l'esistenza brucia costantemente l'essere che siamo al mondo, no? Tra un po' moriremo tutti, tranquilli. No, ma certo, se non moriamo non viene qualcuno dopo, no? No, ma lo dico come senso forte, questo anche da papà. Io ho problema dell'eredità, con i miei figli ce l'ho, ne ho una 60 io di figli, perché vivo in una comunità di famiglie, quindi so cazzi amari. Allora, questo passaggio possibile richiede che noi, con umiltà ma con grande forza, ci riappropriamo del potere di esistere. Non esisterà comunità vera senza che le persone, non gli individui, mi raccomando, si riappropriano del potere di esistere, cioè che sono al mondo per mettere al mondo qualcosa che solo, pensate, il Francesco, che uno lo dice, cazzo fai anche zoppo, cioè, il Francesco è una roba unica che ha il potere di mettere al mondo qualcosa. Il mio amico Gavino, ridotto ormai uno straccio, anche lui ha il potere di mettere al mondo, non lui come individuo, lui come persona, lui come papà, lui come genitore, lui come presidente, lui come amico, lui come figlio. Se non c'è questo spirito, figlioli miei, l'Occidente è finito, Poi non è finita la vita, è finito l'Occidente però. Allora io spero che in un territorio serio, come questo qui, serio lo dico nel senso nobile del termine, io sono anche un po' montanaro, un po' sballato però, vabbè. Cioè dove la parola non ha perso il suo significato, dove i silenzi contengono ancora l'aspettativa di bene, che voi siate importanti per tutto il mondo, non chiudetevi in voi stessi però. La comunità è sempre in cammino, è sempre in diaspora, la comunità che c'è è quella che non c'è. Non chiudetevi sulle vostre 4 sicurezze, ne guarda bene. Quello che ti ha passato il tuo papà è sufficiente per ripartire, non è sufficiente per arrivare. La tua libertà, la sua libertà, la vostra libertà dovrà aggiungere qualcosa in più, se no voi tradirete il padre. Se volete onorarlo dovete in parte aggiungerci e trasformare ciò che vi è stato dato, no? Il latte diventa formaggio se lo si trasforma, se no resta latte. L'uva diventa vino se la si trasforma. Allora, tanti auguri di latte e di uva. Bocca al lupo. Grazie Johnny. Non aggiungo altro, nel senso che ci sono diversi spunti di riflessione. Il tema della comunità che non si deve chiudere per me è molto importante, una comunità aperta, una comunità che sa anche cogliere altre sfide e nuove sfide, perché quelle che sono state, gli obiettivi che sono stati raggiunti non sono mai sufficienti. Allora, cambiamo, andiamo un po' su alcune cose che stanno accadendo in Sardegna, su alcune cose che stanno accadendo nel territorio, nella provincia di Nuoro. Io chiamo Massimiliano Cossu, che è l'amministratore delegato di Portale Sardegna. Allora, Massimiliano Cossu ci conosciamo da un anno, credo, 6-7 mesi, no, forse quasi un anno. La cosa che mi ha colpito del progetto di Portale Sardegna è che quando io sono venuto a conoscenza del vostro progetto, quindi un SPA che stava facendo delle cose in un certo modo, volevo capire meglio, no, il vostro obiettivo. Oggi l'ho capito, nel senso che sto approfondendo il tema, perché loro secondo me stanno facendo loro lo chiamano turismo esperienziale, però secondo me è un turismo di comunità, è un turismo che ha l'ambizione, per come lo sto vedendo io, di rendere protagonista la comunità in tutto quello che riguarda i flussi turistici, cioè chi vive la comunità ha questo senso di accoglienza per il turista, ma allo stesso tempo è protagonista nei percorsi che si fanno da un punto di vista esperienziale, quindi non la classica vacanza, ma qualcosa di più significativo. Io ti chiedo un intervento su quello che state facendo, legato molto al tema dell'economia di comunità. Sì. Allora, grazie. Volevo fare intanto i complimenti a tutti, a Francesco, ai fondatori e ai proprietari di questa bellissima location.
al professore che io difficilmente riesco a seguire una persona per più di 15 minuti, visto il bombardamento di cose che ho in testa. Lei mi ha praticamente ipnotizzato, quindi veramente, veramente la ringrazio, cose che mi faranno pensare tantissimo, quindi per me già questa giornata è strapositiva. Ringrazio anche il sindaco con il quale stiamo facendo un progetto molto importante di cui voi parleremo. Io sono 50% dorgalese, questo magari nessuno lo sa, però mio padre e tutta la mia famiglia viene da questo posto. Mio padre non c'è più, ma ho preso da lui la laboriosità, l'onestà e la voglia e anche il coraggio di fare impresa e di mettersi sempre in discussione. Vengo dal mondo della finanza. Sono un operatore di borsa, un ex operatore di borsa che ha deciso di investire quello, diciamo, che il mio know-how, la mia esperienza, ma anche quei pochi capitali che in lavori così importanti si riescono a fare in questo territorio, perché ci credo, perché l'indole imprenditoriale, ma soprattutto l'amore della nostra terra erano più importanti di qualsiasi tipologia di carriera che già comunque si prospettava nel mio orizzonte. Non sono affatto pentito, anzi sono molto orgoglioso di aver fatto un'esperienza di questo tipo, e vedo che la gente ci segue, e vedo che in questo momento siamo in alcuni contesti un punto di riferimento. La domanda che mi facevo, Francesco, è questa: perché una cooperativa, una conf cooperativa invita un SPA, tra l'altro anche quotata alla Borsa Valori di Milano? Cioè dovremmo essere gli opposti dal punto di vista così sociale, dal punto di vista comunque dell'impatto sul territorio. Noi abbiamo fatto un'operazione di questo tipo proprio perché volevamo dare un segnale forte al territorio. Un'impresa nata a Nuoro può comunque fare delle cose importanti nel territorio, ma non necessariamente per avere un ritorno semplicemente solamente economico, ma per dare un futuro a tanti giovani, a tante persone che in questo momento non hanno un riscontro lavorativo e che però vivono all'interno di un contesto che ha delle potenzialità inespresse pazzesche. Allora ritorniamo al concetto di comunità, perché la nostra azienda è nata in una piccola comunità che era la camera che si è creata nella camera di mia sorella, che l'ha lasciata libera quando si è sposata, insieme ai miei più cari amici, il mio più caro amico con il quale ho iniziato questo percorso, e poi si è allargata con i nostri amici, proprio perché il senso non era quello di una società di capitali, ma era: lavora e ti do le azioni, non c'è bisogno che tu investi, mettiti a disposizione per questo progetto. E questo è un concetto molto simile a quello di cooperativa, anche se il soggetto giuridico era diverso. E poi fino ad arrivare a un contesto molto più ampio: apriamoci al mondo, se credete in noi investite con le nostre azioni, investite. Sono arrivati investitori praticamente da tutta Europa, ma non perché credono in me o nella nostra azienda, ma perché credono nelle potenzialità inespresse di questa regione. Quindi in questo momento la nostra società Portale Sardegna è un'opportunità non per me, ma per tutti noi, perché abbiamo comunque una realtà che ha una certa visibilità, che ha un progetto però concreto di sviluppo nel territorio, che può dare un impulso a quello che probabilmente è il petrolio, è il nostro petrolio, che però non riusciamo a utilizzare. Perché non riusciamo a utilizzare? Proprio perché non riusciamo, e venga al punto, a sfruttare bene il concetto di comunità. Allora guardate, noi fino all'anno scorso eravamo 2017, a fine 2017, eravamo immersi in quello che è il turismo comunque balneare, dove praticamente sì, ci piace vincere facile, nel senso il mare è il più bello del mondo, non si discute, e quindi continuiamo a vendere le spiagge, i villaggi sempre più chiusi, dove veramente comunque l'impatto con la comunità è sempre più basso. E ci siamo detti: ma probabilmente la ricchezza della nostra terra è al di fuori di questi villaggi, al di fuori di questi contesti. Allora siamo usciti dai villaggi, dal balneare, siamo andati nelle zone a parlare con i sindaci, a parlare con i territori, e allora abbiamo capito che probabilmente le nostre comunità
ancora autentiche, perché io vivo il 70% del tempo lo vivo a Milano, perché è necessario comunque avere un presidio milanese, e conosco, ho girato il mondo, conosco tanti posti, ho vissuto anche in un posto dove la comunità praticamente non esiste più, che è New York, dove di là ci sono tantissime comunità, e quindi sono tantissime comunità che si intrecciano tra di loro, e dove è davvero difficile avere un'identità unica. E quindi abbiamo capito che in questi posti, in questi territori, c'erano delle ricchezze inespresse. E che cosa abbiamo fatto? Perché oggi, ragazzi, siamo nel mondo del web, quindi se vogliamo trasformare le comunità in prodotto interno lordo, ok, scusate il termine molto concreto, però noi comunque abbiamo bisogno di creare profitto, dobbiamo inserirle all'interno di piattaforme digitali per parlare con tutto il mondo e poterle vendere, ed è questo che abbiamo fatto. Quindi abbiamo lavorato nei territori con i sindaci, abbiamo trovato e inventato delle cose molto caratteristiche, ad esempio una giornata da pastore. Oggi un nostro cliente può imparare a fare la transumanza delle pecore. Ma vi potete pensare solo 10-15 anni fa che uno sarebbe disposto a pagare, sarebbe stato disposto a pagare 70 euro per imparare a fare 2 fischi alle pecore, a spostarle da una collina all'altra? Ebbene, questo è il mondo, è l'assist importantissimo che il trend del turismo ci sta dando, e che non possiamo ovviamente assolutamente perdere, e noi come azienda stiamo cercando appunto di svilupparla. Altra cosa, Dorgali, insieme ad altre 2 comunità, è un paese che farà parte del progetto pilota del long stay. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato delle comunità intorno a dei potenziali, 2 minuti e finisco, dei potenziali turisti che vengono dal nord Europa. Infatti il 24 verranno qui 18 tour operator dalla Scandinavia per vedere che cosa? Per vedere un prodotto dove questi signori cosa fanno? Vengono qui nella nostra comunità, ricevono prima di tutto il nome in sardo, per cui smetteranno di chiamarsi Stefan, ma si chiameranno Peppeddu. Ok, poi impareranno a parlare in sardo, perché gli insegneremo il sardo, impareranno a cucinare il sardo, impareranno a fare il pane carasau, a vivere un mese nella nostra comunità come viviamo noi. Facciamo qualcosa di particolare? No, continuiamo a vivere, e alla fine ricevono anche l'attestato di amico della città, della comunità, direttamente dal sindaco. Quindi che cosa abbiamo venduto? Qualcosa di particolare? Abbiamo creato qualche industria che inquina, che fino ad ora ha prodotto solo voti? No, abbiamo venduto la nostra vita peculiare, e abbiamo creato PIL, abbiamo animato le nostre popolazioni in periodi dove il turismo non c'è, e abbiamo anche dato l'opportunità di scambiare, di attivare un percorso di scambio culturale che fa sempre bene all'interno dei paesi. E questo l'abbiamo fatto noi come azienda privata, ritorno, fondi pubblici, zero. Nel senso che ecco, noi lavoriamo con le SPA, ma noi andiamo a incontrare tutte le cooperative, anche magari quelle che non sono aderenti a Confcooperative, perché quando si tratta di un modello cooperativo si va anche oltre, diciamo così, la parrocchia, no? E questo per me diventa importante. Noi abbiamo sempre sostenuto che le nostre cooperative devono lavorare con tutti, con tutte le altre cooperative e anche con tutti gli altri sistemi economici. Quindi io volevo chiamare qui al tavolo tre eccellenze cooperative dorgalesi. Allora, le presento. Allora, la cooperativa Ghivine, Cinzia Masuri, antropologa. Per la cooperativa Pastori di Dorgali, Salis Leonardo, il presidente. E per la cantina sociale di Dorgali, Claudia Secci, presidente. Quindi potete accomodarvi qui al tavolo. Tranquilla. Allora, anche alla luce delle cose che mi sposto, perché qua allora, anche rispetto alla luce delle cose che sono state dette sino adesso sul modello dorgalese, siamo partiti dall'esperienza che oggi ci ospita, la cooperativa Zabavrisca. Io vi faccio la prima domanda, che è quella:
una breve descrizione, un breve racconto della storia delle vostre 3 cooperative. Prego. Buongiorno a tutti, Presidente della Cooperativa Dorgali Pastori Leonardo Salis. Ringrazio Portolu, oltre la mia vicinanza qua perché ho l'azienda agricola, sono un allevatore prima di tutto e quindi da 40 anni anch'io lavoro qua, quindi ho conosciuto questa struttura crescere dal primo giorno che lui ha deciso di farla. È un onore per noi, la condividiamo in pieno perché ci porta anche un flusso turistico anche in periodi dell'anno che non sono estivi, quindi è una grande cosa. Poi presenta bene i nostri prodotti e a noi fa sempre onore questo, perché essendo un'azienda che diversifichiamo abbiamo tanti prodotti da proporre a tutti i turisti. Allora, la nostra azienda nasce nel 1962 da 10 allevatori che decidono di comporla. Era duro perché allora si viveva con i pochi industriali che c'erano, i greci se ne erano appena andati dalla Sardegna e quindi il pastore era sempre ai margini di quanto mi paga il latte, quindi non c'era mai un reddito sicuro e purtroppo molti pastori della zona allora immigravano fuori perché non ti dava sicurezza del tuo lavoro. Nel 72 hanno cominciato, quando hanno finito le opere di costruzione della prima parte del caseificio, hanno cominciato a lavorare il latte, quindi erano iscritti 30-40 soci. I terreni ancora non erano bonificati, quindi non c'era nemmeno quantitativo di latte. Mi ricordo a sentire mio padre, mio nonno, che quando partiva il camion di latte molte volte tornava vuoto perché le produzioni erano così ridotte a niente, a quello che produceva l'annata, diciamo, quello che l'annata faceva, e le pecore pascolavano l'erba che il tempo creava. Quindi molte volte qua, essendo sempre afflitti da siccità, il latte era quello, non c'erano mangimi, non c'erano foraggi, non c'era altro. Piano piano è cresciuta, la gente ci ha creduto, siamo arrivati ai giorni che adesso, scusate perché un po' sono un po' emozionato. Arriviamo ai nostri giorni adesso. Io da 7 anni sono presidente di questa azienda. È un'azienda che lavora circa 5 milioni di litri di latte di pecora e 500.000 di latte di capra. È un'azienda che si diversifica dalla Sardegna, perché anche la nostra era nata per produrre pecorino romano, poi piano piano abbiamo cercato di diversificare, perché abbiamo capito che era l'unica strada di dare equilibrio e di creare reddito per i nostri pastori. Ma perché questo? Forse siamo stati anche fortunati perché siamo messi bene come punto geografico, essendo qua invasi da turisti nell'estate, quindi abbiamo capito l'esigenza del nostro mercato. Adesso pensate un po', facciamo oltre 30 tipi di formaggi, dai freschi, semistagionati, stagionati, e quindi abbiamo ridotto la produzione del romano al 40-50%, l'altro facciamo tutti altri prodotti. Quindi creando sempre un equilibrio nell'azienda, non avendo prezzi alti quando il romano tira e avendo sempre quel prezzo che permette al pastore almeno di andare avanti. Sapete bene cosa è successo questo inverno, una tragedia totale. Ho seguito vari tavoli perché la nostra azienda era presa ad esempio proprio per questa diversificazione. L'altro giorno ero a Cagliari assieme a Barbieri, che ha fatto un bel discorso, ha complimentato anche l'azienda per il lavoro che fa, quindi ero lì per portare il nostro esempio, però molte volte non ascoltano, quindi si va avanti così. Andando avanti così stiamo andando allo sfascio del nostro settore, proprio allo sfascio, non se ne può più. Non è inutile andare a chiedere misure a tampone, noi vogliamo programmare il futuro nostro e dei nostri figli e poterli portare andando avanti. Quindi noi cerchiamo di portare esempio alla nostra azienda virtuosa, perché io ci sono 7 anni che amministro, pensate un po', e nei tavoli ho detto che paghiamo il latte da 7 anni a questa parte a €1 di media. Siamo arrivati a €1,25, siamo arrivati a €1,15 e questi anni di magra siamo scesi a 90 centesimi. E però non veniamo presi come esempio, non ascoltano. Se la prendono sempre con gli industriali, può anche essere, però abbiamo grandi speculatori.
Qua non è solo produrre latte, non è solo trasformarlo, bisogna anche saperlo vendere questo latte, e questo non siamo capaci, e questo mi dispiace. Guardate, io seguo tutte le fiere, tutte quante le seguo da quando sono presidente, e andiamo a proporre sia i nostri prodotti, ma propongo anche il territorio di Dorgali, che è bellissimo, e si lavora in sinergia con tutti quanti. Però è l'unico paese, guardate, l'unico paese che fa questo. Gli altri, ognuno, dicono che sono in cooperative, però lavorano sempre individuali, non si aggregano tra di loro. Questa è la verità, guarda. Adesso speriamo che ci sia un cambiamento, però se non c'è una programmazione, il futuro del pastore sardo non ne avrà più. Grazie. Grazie a te. Allora, dal latte e dal formaggio passiamo al vino, la cantina sociale di Dorgali. Buongiorno a tutti. Claudia Secci. Sì. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io tutti quanti per l'ospitalità e per l'opportunità, insomma, di raccontare la nostra esperienza in merito. La cantina di Dorgali nasce nel 1953 ad opera di un gruppo di viticoltori che decise di mettersi insieme, aveva la volontà comune di vinificare le uve e di commercializzare il vino appunto in comune. Dopo 5 anni ci fu la prima vendemmia, allora vennero lavorate all'incirca 6.000 quintali di uve. Col tempo siamo cambiati tanto, siamo cresciuti, ci siamo diversificati. Il vino prodotto dalla prima vendemmia era un vino sfuso, molto diverso dal vino che si conosce ora e che viene apprezzato ora. Era un vino ad alta gradazione alcolica, molto corposo. Successivamente è stato introdotto il vino imbottigliato. Il primo periodo un vuoto a rendere che non era né redditizio né diciamo sostenibile da vari punti di vista, e poi vere e proprie etichette. Siamo diciamo diventati famosi con il rosato, forse possiamo anche dire che allora è stato uno dei rosati che ha fatto sì diventare famosa la cantina, ma che ha spinto anche il rosato in Sardegna. Siamo stati i primi a produrre il vino novello nell'82. Successivamente la quantità di uve lavorate si è attestata sui 30.000 quintali, con anni di massima e anni di, diciamo, come questi ultimi due, nettamente inferiori. Da circa 10 anni ci siamo mossi diversamente, nel senso che è diventato importante non più produrre tanta quantità di prodotto, ma dare, diciamo, un'importanza dal punto di vista qualitativo. Quindi muovendosi prima nei campi, nei vigneti, dando un indirizzo specifico a tutti noi succi, perché siamo tutti succi, e poi successivamente al lato della lavorazione, perché se si hanno uve di una determinata qualità poi si può produrre un vino di qualità. Attualmente lavoriamo circa 20.000 quintali di uve Cannonau, 5.000 di Vermentino, per un totale di circa 15 milioni di bottiglie. Grazie. 1,5 milioni, scusate. Bene, grazie. Allora, dal vino andiamo a un'altra cooperativa culturale di Dorgali, che è la cooperativa Ghivine. Cinzia Masuri, anche a te ti chiedo due cose sulla storia della cooperativa. Sì, allora intanto grazie Portolu, grazie a tutti gli interventi, grazie al signor Dotti per aver scosso gli animi, perché è di questo che ha bisogno in generale una comunità e tutta l'economia che poi si basa sulle relazioni di comunità. E Dorgali ha sempre avuto la fortuna di vivere in un territorio molto bello, strategico dal punto di vista geografico e naturalistico, ma soprattutto ha avuto al suo interno la capacità di diversificare sia nell'enogastronomia ma anche nell'offerta turistica, perché noi abbiamo una costa bellissima, selvaggia, meravigliosa, unica in Europa, però abbiamo anche un aspetto montano, un aspetto di valle, un aspetto agricolo che generalmente non veniva pensato mai come risorsa turistica. E la cooperativa Ghivine in questo è stata pioniera, nel senso che era un gruppo di ragazzi che facevano parte di un gruppo Grotte di Dorgali che si chiamava Gruppo Ricerche Ambientali, e una parte di questi ragazzi che era appassionata di escursionismo e di archeologia ha visto che c'era
crescente richiesta di guide ambientali specializzate, professionali, e quindi ha voluto un po' investire in quello che era il territorio montano, cioè il turismo escursionistico. Nelle relazioni il centro sono le persone, e mi viene da dire che la risposta al tuo dubbio perché Francesco trova qualche affinità con un SPA, perché secondo me appunto le relazioni tra persone vanno oltre la forma e niente, quindi io quello che sento che si può fare, stando sul tema delle comunità, è veramente fare tutti di più uno sforzo di essere in relazioni, aumentare le connessioni, facilitare relazioni e connessioni, perché poi da questo può nascere valore per le nostre comunità e anche benessere personale per tutti, insomma. Grazie Marco. Allora, abbiamo altri 2 interventi. Siamo in attesa che arrivi anche il Presidente della Camera di Commercio, nonché il Presidente dell'Istituto Culturale, ma è impegnato a Pula per 1 o 2 giorni con Confcommercio. Forse arriva, siamo in attesa, ma ancora non abbiamo la conferma. Io chiamerei Roberto Doneddu, che è il direttore dell'assessorato al lavoro della Regione Sardegna, che ci dice un po'... Ma secondo me Roberto ci puoi dire quello che vuoi, nel senso che tema libero, dopo una mattinata così puoi dirci qualcosa che state facendo come regione, ma anche allo stesso tempo un po' di ragionamenti, di pensieri, anche di strategie che state mettendo in campo. Grazie Francesco, grazie a tutti per le esperienze, i contributi e per questa opportunità di stare qui con voi stamattina e di poter parlare quasi alla fine, no? Avete toccato delle corde pazzesche. Il signor Portolo parlava del rapporto con la nonna, mi ha ricordato che da ragazzo 14enne con mio padre, che non c'è più, figlio di pastore e pastore fino a 16 anni, io dovevo meritarmi di poter andare a lavorare con lui durante l'estate. E non era scontato, non era gratis. Poi questo binomio spuntino cultura mi ha portato qui, quasi naturalmente. Quello che non capivo è perché ho sentito il bisogno di venire con i miei figli. Oggi l'ho capito qui. Per tutta questo aspetto che avete sottolineato in tanti, della capacità di generare, rigenerare, del passare da una generazione all'altra il testimone, l'eredità e così via. Francesco ha citato l'anno 98. Nel 1998 io facevo il libero professionista e iniziavo a occuparmi, dottore commercialista, atipico da sempre, c'è sempre stato poco di normale in me, e iniziavo a occuparmi di progettazione comunitaria. E incontro una cooperativa, la cooperativa Progetto H, e da lì inizio ad avere l'opportunità di inculturarmi con questa realtà. Oggi di questa esperienza posso fare tesoro, forse posso provare a metterla a frutto nel ruolo che mi hanno affidato qualche mese fa, che fa impressione, che è la direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Datore di lavoro di 447 persone, autorità del POR FSE della Sardegna. Quante parole con l'accento sulla A avete utilizzato oggi? Parole pesanti avete detto in alcuni casi. Per me autorità deve fare rima prima di tutto con responsabilità. Bravo. E mi sembra, avete toccato l'umiltà, avete toccato tanto, mi sembra davvero di aver avuto oggi l'opportunità di ritarare in qualche modo, si parla di fine tuning nel Fondo Sociale Europeo, no? Di trovare la sintonizzazione fine, cioè di trasformare quello che è scritto sulla carta in qualcosa di cui si ha veramente bisogno
nella realtà. Oggi penso di aver avuto l'opportunità di ritarare la mia bussola, la bussola di cui non posso fare a meno tutti i giorni, per orientare la mia organizzazione. Se voglio continuare ad avere e voglio contribuire ad avere un orientamento sociale, devo tutti i giorni chiedermi perché e per chi. Massimiliano diceva che ci azzecca la SPA con la cooperativa. Una delle politiche di cui ci dobbiamo occupare in quanto istituzione, perché lo dice la legge, ma con gusto io me ne occupo, è la responsabilità sociale delle imprese. Non ne parliamo molto, ma in realtà esiste un ponte che non è il ponte Morandi, che non è per nulla interrotto, sul quale davvero noi possiamo fare affidamento, ed è questo collegamento che porta diverse forme giuridiche, diversi punti di partenza, diverse realtà, diverse persone. Io ho una moglie pedagogista che si occupa di persona relazione, Johnny, è stata una goduria. Noi possiamo davvero insieme, tutti insieme, quasi costringerci a mettere a frutto questa capacità di condividere le responsabilità. Io penso che il segreto di questa realtà sia stato quello di condividere le intelligenze e la lungimiranza, cioè la capacità, l'intelligenza di guardare dentro le cose in profondità. Ed è questa la leva probabilmente che continua ad alimentare questa best practice, si direbbe in inglese, che deve assolutamente essere visibile, conosciuta, resa disponibile per tutti, allargata, estesa. Io mi porto a casa questa rinnovata fiducia, questo aggiornamento della mia acculturazione con la vostra realtà, la parola chiave insieme, che sta nel vostro motto. Il vostro motto è Ut unum sint, che non sa solo di evangelico, ma sa sicuramente di vita quotidiana. Grazie Roberto, non aggiungo altro. Allora, adesso abbiamo Alfonso Marras, che è il Presidente della Commissione Cultura e Lavoro, che lo ringraziamo perché io e Gianluca siamo andati da te ad agosto per invitarvi a questo appuntamento. La domanda che ti faccio, hai ascoltato veramente tanta roba, tante cose. L'auspicio che noi abbiamo come Confcooperativa è che la Commissione possa essere un luogo di discussione, di proposta, perché questo, il mondo culturale, il mondo cooperativo culturale, ma in generale la cultura, qua siamo in una provincia particolare, nel senso che questa è la Tene Sarda, qua abbiamo il distretto culturale, spero che Cicalò riesca a essere con noi più tardi, non lo so, anche se dobbiamo chiudere, ma quindi io spero che tu oggi abbia sentito veramente la voglia e la passione che c'è di fare cultura, di vivere dalla cultura. Questa è una provincia che ha avuto tutta una serie di crisi industriali e che quindi le persone si sono auto-organizzate per crearsi e per creare lavoro e per creare benessere nelle comunità. Quindi io quello che ti dico, e magari ti rubo anche un po' le parole, è che tu come Presidente della Commissione possa veramente dare spazio agli operatori culturali che non solo hanno progetti ma hanno anche visioni e strategie, perché mi sembra che oggi siano emerse molte visioni e poi tra l'altro si è creata anche una situazione in cui il tema della missione e della visione diventa fondamentale prima di fare le cose concrete, no? Cerchiamo di capire dove vogliamo andare avanti. Scusa. Grazie Francesco. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io con grande piacere ho accolto l'invito del Francesco, che conosco già da tempo, e poi ho parlato con Gianluca Secci, che mi ha rappresentato quello che è questa realtà di questa famiglia che davvero con grandi sacrifici. Ieri con l'incontro che abbiamo fatto, parlando anche di questa realtà, ho usato la parola umiltà e davvero mi ha emozionato sentire il racconto
di uno dei suoi figli, signor Portolo, che ho avuto il piacere oggi di conoscere, e mi ha impressionato la volontà, la forza, la visione, l'intelligenza di voler davvero dare una prospettiva a quello che era, mi dicono, una realtà di fatto in cui non c'era assolutamente nulla. Voi avete con grande sacrificio e con grande anche visione creato questo che è davvero un luogo meraviglioso. Come Presidente della Commissione Cultura davvero mi onoro di essere stato invitato in questa occasione, perché io nel momento in cui sono stato eletto Presidente della Commissione sono stato intervistato e le prime parole che ho detto sono state queste: la cultura è economia. Quindi tutto quello che oggi si è detto dalle relatori, dalle persone che hanno parlato in maniera anche coinvolgente, come il professor Dotti, che davvero è stato entusiasmante nella sua esposizione. La cultura porta economia però che deve essere anche aiutata dalle istituzioni. Il mio messaggio è sempre stato quello di coinvolgere la Commissione Cultura, la Commissione Lavoro, perché le due cose vanno insieme, non vanno una distinta dall'altra, perché cultura, lavoro e economia. Quindi tutti questi elementi sono legati uno con l'altro e davvero proprio in quella commissione noi proprio in questi mesi, ne testimonia anche la mia collega Elena Fancello, che anche non facendo parte di quella commissione però affrontiamo molte volte quelle che sono le tematiche drammatiche del problema del lavoro. Come Francesco giustamente ha detto, questa è una parte della nostra regione che ha subito molto le difficoltà e le crisi che in questi anni sono susseguite. Quindi mettere insieme e interagire sui temi fondamentali, quelli del lavoro, quelli della cultura, e dare risposte per noi è una missione fondamentale, tant'è che non ho nessun problema a dirlo, su questi temi la Commissione esprime sempre dei pareri unanimi, perché davvero penso che su questi argomenti di tale importanza, di tale livello, di tale superiorità rispetto a tutto il resto del contingente politico, si debba trovare l'unità da parte di tutte le forze politiche. Io vengo da Bosa, che è una città che esprime sicuramente molti elementi importanti da un punto di vista culturale, però proprio facendo delle riflessioni sentendo voi e capendo la realtà di quello che avete creato, non solo specificamente qui ma direttamente anche ad Dorgali, penso che davvero Dorgali sia un modello da copiare, perché ho visto che c'è proprio una intraprendenza, una laboriosità, una voglia di fare, di vedere le cose e soprattutto di creare tutte queste cose in maniera anche di coordinarsi, perché come ha detto il signor Portolo giustamente, qui non è solo una cooperativa fine a se stessa, ma questa interagisce anche con le altre cooperative e quindi creando quindi cultura con il museo, ma anche economia, quindi diciamo creando un grande indotto economico non solo per Dorgali ma penso anche per l'intero territorio. Quindi da parte mia ovviamente prima di tutto il ringraziamento, perché ho avuto l'onore di essere presente oggi a questa manifestazione e soprattutto il privilegio di essere stato invitato, di essere stato considerato, la volontà e la disponibilità che la Commissione Cultura e la Commissione Lavoro, perché io ogni volta cito sempre Commissione Cultura e Commissione Lavoro perché per il discorso che ho fatto prima penso che vadano di pari passo, la disponibilità a ascoltare, a ricevere tutti gli attori di questo mondo e soprattutto ascoltarli, perché quello è compito nostro, e trovare le soluzioni migliori. Adesso noi per quanto riguarda la cultura stavamo pensando di proseguire un percorso legislativo che era già iniziato nella precedente legislatura, cioè quello che riguardava la fondazione dei beni culturali. Su questa materia io penso che ci dobbiamo confrontare con gli attori protagonisti di quel mondo, perché
Ad esempio non è pensabile che una realtà come questa venga assorbita in una fondazione, facendo sì che delle menti illuminate come quelle di questa famiglia debbano essere necessariamente inglobate nel sistema regione così come dipendenti pubblici, ma questo ovviamente non può accadere, quindi noi dobbiamo essere bravi a capire se davvero quello strumento può essere utile per migliorare l'assetto e l'aspetto culturale in Sardegna, oppure debba riguardare solo alcune realtà, ad esempio non questa, perché in quel modo noi comprimiamo quelle che sono e mortifichiamo quelle che sono le menti e le persone, le idee che ovviamente non sarebbero mortificate, comunque ridotte della loro validità e del loro livello rispetto a un progetto di fondazione che sicuramente va visto bene, e per questo penso che la collaborazione e soprattutto il confronto con voi, che siete ovviamente quelli che direttamente amministrate, se così si può dire, la cultura, e create un indotto economico importante non solo per questa realtà specifica, per Dorgali, ma direi per tutto il territorio. Per noi questo è un passaggio fondamentale, e approfitto per fare gli auguri del 70° compleanno della Conf Cooperative, una realtà importante che conosco anche nel nostro territorio, di cui Francesco è uno delle massime espressioni. Ho visto una realtà cooperativa che nel corso degli anni si è migliorata sempre di più e si è evoluta, sono delle realtà che sono inserite all'interno del tessuto sociale ed economico della città, così come avviene in maniera molto importante nella provincia di Nuoro. Quindi da parte mia ancora il ringraziamento per l'invito e i complimenti per quello che avete fatto con grandi sacrifici in questi anni,